Questo programma è offerto da casaitalia53.it. Buongiorno amiche, buongiorno amici telespettatori di Canale Italia. Oggi è il 18 settembre. Allora, è una cosa importantissima, una notizia speciale direi, e la ringrazio, l'amica Loredana Mendicino, la quale mi scrive, e lo dico a tutti i toscani, mi auguro che non sia accaduto nulla, almeno lì a Rimini c'è stata soltanto tantissima paura. Dice: è stato un terremoto con epicentro a Marradi in provincia di Firenze alle 5:23, avvertito anche nella Repubblica di San Marino e Rimini. La cosa questa mi ha fatto un piacere sorridere, ci ha fatto sobbalzare dal letto, non si segnalano danni. È stata una sveglia ballerina per farci sintonizzare in orario su Notizie Oggi, condotto da Vito Monaco. Grazie a Loredana, buona giornata. Ecco, io ho messo il sorrisetto per dire per fortuna che non è successo nulla. Se c'è qualcuno da quelle parti di Firenze che ha sentito questo terremoto più che non a Rimini e San Marino, può intervenire e raccontarcelo. 049 63 11 11, 5:23 Marradi, appunto, epicentro provincia di Firenze. E quindi credo che lì si sia sentito molto, ma molto più forte, giovane, pimpante, insomma. Ecco, lasciamo fare a questa donna intanto, che fino adesso si sta dimostrando che ne dicano i detrattori, capace. Pausa. A Lampedusa si tenta l'attuazione di tutte le misure eccezionali per la gestione dei migranti sbarcati sull'isola, più di 8.000 negli ultimi 3 giorni. L'ipotesi della costruzione di una tendopoli per la logistica ha provocato la rabbia di alcuni cittadini sentitisi abbandonati dal governo di Roma. Un'isola di 20 km quadrati ha deciso che non può più essere il punto su cui un fenomeno di questo tipo può essere scaricato e la cui popolazione deve subire un impatto sulla propria vita e sulle dinamiche del proprio territorio che ormai dura da 30 anni. La speranza è che la visita della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sensibilizzi anche le altre capitali dell'Unione. Roma chiede una missione europea per bloccare le partenze. La Germania ha riattivato il meccanismo volontario di solidarietà di redistribuzione dei richiedenti asilo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Franco da Biella. Buongiorno Franco, Buongiorno, prego. Buongiorno Vito. Senti, io volevo sottoporre all'attenzione un articolo che ho letto e che mi ha fatto rabbrividire. Praticamente c'è una di queste ragazzotte che vanno in giro per il mondo a dire che vogliono... Quelle che vogliono mangiare i bambini? Sì, guarda, è una cosa vergognosa. Io non so se qui siamo diventati tutti matti oppure se siamo delle persone ancora con un briciolo di ragione. Io non so come si possa concepire un fatto del genere e come si possa tollerare anche. È una cosa incredibile. Non so se tu hai letto quell'articolo, però... Ho letto, sì. Ho visto anche il filmato dove lei dice
bisogna mangiare i bambini. Dico, questa è pazza, ma tanti altri come lei, questi sono fuori del mondo. Sì, ma oltre Questi quello, sono fuori del mondo. oltre quello c'è qualcuno che afferma anche che bisogna mangiare le persone che muoiono. Mamma. Cioè, io non so, ma qui stiamo diventando completamente fuori di testa. Cioè, ma come si può pensare che mangiando i bambini e mangiando dei cadaveri si possa risparmiare la famosa CO2? A prima mattina, mamma mia. Ma io non lo so. Qui bisogna porre un freno a queste questioni, che sono anche questioni. Hanno creato anche questi idioti, purtroppo, capito? Ho capito, però questa qui è una ragazzotta che avrà 18-19 anni. Lo capisci? so. È una ragazzotta che a 19 anni si permette di dire delle cretinate, alle quali poi magari degli altri ragazzotti per emulazione le vanno poi dietro. E queste qui sarebbero le ambientaliste? Ma qui bisogna prendere dei provvedimenti, ma subito. Perché guarda, io ti ringrazio che la tua trasmissione dà dello spazio anche per poter far capire che certe cose non sono più tollerabili. Qui bisogna porre un freno subito, altrimenti ci sarà una deriva, ma proprio queste cose qui non appartengono alla normalità. Bene. Sono cose da pazzi. Grazie Franco, un abbraccio da pazzi, da fuori deviati mentali. Allora, buongiorno, dicono che abbiamo bisogno di extracomunitari per la forza lavoro e hanno dato il reddito di cittadinanza anche ai nulla facenti, tanto per ribadire quello che abbiamo detto prima. Questo lo dice Laura da Gorizia. Buongiorno al cavalier Raffaele Padrone. Buongiorno cavaliere. Buongiorno a te cavaliere, anche tu sei cavaliere. Buongiorno ai tuoi telespettatori. Ecco, ascoltami Raffaele. Qual è la situazione delle forze di polizia? Perché lì a Lampedusa ragazzi stanno lavorando e non c'è materiale umano a sufficienza per frenare questa, ormai possiamo definirla invasione. Non si può definire altrimenti quello che sta accadendo, perché sono arrivati anche ieri barconi a non finire. Ma ormai è l'argomento, credo, non dico della settimana, ma di questo periodo. Ti devo dire che noi la scorsa settimana, anzi fine scorsa settimana, oggi siamo lunedì, quindi già venerdì abbiamo scritto al Ministro dell'Interno e ovviamente al nostro referente, il capo della polizia. Perché? Perché abbiamo 12.000 immigrati sbarcati solo a Lampedusa e ti segnalo, ecco così ti do dei numeri concreti, ti segnalo che abbiamo un turno di polizia H24 con 20 uomini per 5, quindi sono per 4 sono tutti i turni H24 sono 100 uomini che devono vigilare su questi 12.000 immigrati. E come si fa? Ecco, bravo. Io volevo dire un'altra cosa, tu sei stato più gentile di me, come si fa? Questo è quello che la gente deve sapere, perché al di là della politica, che io non faccio, se non faccio politica sindacale, però 100 uomini H24 lì, 20 persone per turno, vedete voi come si può essere così veloci, come qualcuno poi pretende, anche nel velocizzare le pratiche, perché questi sono hotspot. Hotspot in Italia ce ne sono 4. C'è Lampedusa, che ormai è diventato famosissimo, poi c'è Taranto, poi c'è Pozzallo e Messina. Ecco,
Noi davanti a queste situazioni siamo veramente preoccupati come uomini e donne delle forze dell'ordine, perché è una situazione che sta diventando incontrollabile per il sistema italiano, per il sistema politico, per quello che volete, ma soprattutto per le forze dell'ordine che sono lì, che lavorano H24. È vero. Si aggiungono carabinieri, si aggiungono uomini dell'esercito. Adesso la gestione di questo hotspot è stato dato in mano alla Croce Rossa, però voglio dire sono palliativi per chi sta lavorando lì. Qua c'è qualcosa che non ha funzionato a livello politico, c'è qualcuno che ha rimescolato un po' le carte, gli accordi internazionali non sono stati rispettati, scusatemi, perché non erano questi gli accordi. E allora io dico, davanti a questa situazione credo che ci sia poco da dire quando parliamo di sicurezza. Sicurezza lì non ce n'è. Voglio dire, fortunatamente siamo in un'isola, caro direttore, lì la gente scappa a nuoto o non gira tanto, però avete visto già l'insorgere, perché poi cosa succede? Che abbiamo gli abitanti, i residenti dell'isola che adesso ti farò vedere, c'è una telefonata forse per te, sentiamo, pronto? Buongiorno dottor Monaco. Renzo da Marino. Renzo, ma lei chiama 3, 4, 5 volte alla settimana? No, guardi, Marino, basta, figlio mio, dai. Allora, dottor Monaco, nel periodo in cui l'onorevole Conte è stato a capo del governo, per fortuna breve, ha recato danni enormi all'Italia, e in modo particolare con il reddito, cioè il reddito di cittadinanza. Non dica cose che abbiamo già detto tutto, dai. Con il superbuono nel campo edilizio, con il quale molti costruttori si sono arricchiti. Ultimo, dottor Monaco, quel costruttore che è riuscito ad accumulare 1 miliardo di euro ed è fuggito dai paesi arabi. Allora, onorevole Conte e signor Oslan, voi non avete il diritto di criticare questo governo che sta soltanto cercando di riparare i danni che voi avete provocato. Grazie, dottor Monaco. Buongiorno, mi raccomando, non chiamate 3-4 volte alla settimana, che poi annoiate le persone che sono a casa. Ti faccio vedere questo servizio, il prossimo, Roberto, il numero, vediamo, il numero 7. E questo ovviamente prima che arrivasse la Meloni. Ascoltiamo cosa dicono. Vai Roberto, il numero 7. Domani il Presidente del Consiglio sarà a Lampedusa. Aspettiamo di sapere da lei queste tende a che cosa servono. Intanto oggi le tende qui non sbarcano. Questa è terra nostra, noi siamo nati qua, noi abbiamo sviluppato gli arti per la sopravvivenza, per vivere qua. Io mi ricordo donne incinte che ne moriva un giorno sì, un giorno l'altro ne moriva uno, morivano i bambini e lo Stato era sempre assente. Non è il continuo arrivo, è che non si sbarazzano, sono i continui. Prima mangiavo in un piatto, ora ne vogliono 3-4 di piatti e più pieni. Non si accontenta questa gente, capisci? Ora siamo arrivati a 7.000 in un giorno, dico 7.000 in un giorno. No, la gente ti chiede da mangiare, non puoi non dare da mangiare davvero alla gente che poi è come te. Secondo giorno anche, però anche qua si ti può dire a colleghi che hanno attività di ristorazione che è una cosa che fai 1 o 2 volte, ma poi non è una cosa che possiamo gestire noi tutti i giorni, ma perché non ce la facciamo, non si può. Quello che diciamo da giorni, di liberare l'isola, perché non è più accoglienza, non si riesce più con le forze a livello strutturale e con le risorse umane a dar forza a tutto questo che sta succedendo. Siamo stanchi di ricevere questi abusi da parte di tutti i governi che ci sono stati. Il lampedusano ha creduto molto nella Lega, ma poi alla fine si è capito che è stata soltanto una presa in giro, perché la dimostrazione ed è palese. No al carcere all'aperto, di poter continuare a vivere di turismo, di lavorare dignitosamente, niente di più.
Inutile che fanno sbarcare migliaia e migliaia e migliaia di immigrati qui a Lampedusa, che abbiamo un'isola di 20 km quadrati, che ormai non ci sono più le. Ecco, questa è la situazione, capito, caro amico mio, caro dirigente della Polizia di Stato, Raffaele Padrone. Ci sei ancora, sì? Sì, ci sono. Senti quest'altro. No, Ascolta, dopo ti faccio dire. Senti quest'altro. È inutile che prenda la difesa dalla Meloni. Si avrebbe un po' di dignità. Beh, intanto impari a scrivere in italiano. Si avrebbe. Ragazzi, avrà la quinta elementare, credo neanche, perché quelli di quinta elementare scrivono si avrebbe. Dopo se avesse, semmai, se avesse un po' di dignità, eccetera, eccetera. Capito? Qui sembra parlare contro. Ma basta, smettetela, cercate di essere uniti per risolvere il problema italico. Chiaro, bisogna essere positivi e dire aiutiamo a risolvere i problemi, perché se non li risolve la Meloni, non li risolve neanche lei, vive male anche lei, vivo male io, vive male Padrone, vivono male tutti. Capito? Beh, scusa, ogni tanto mi girano le giribiricoccole e di fronte a queste cose non ci sto. Abbi pazienza, vai, scusami, Padrone. No, tranquillo. Volevo, intanto chiudo anche il tuo discorso. È molto facile, no, sparare sulle persone che stanno lavorando adesso, che stanno cercando di fare qualcosa adesso. È troppo facile. Bisogna chiedere cosa hanno fatto prima. Allora, però questo è un discorso politico che non voglio neanche affrontare, dico solo che è facile criticare gli errori degli altri, sempre, nella vita è così, ognuno non si guarda quello che ha fatto prima. Tornando al nostro discorso, l'intervista mi ha preceduto, ha detto palesemente quello che io ti stavo dicendo, cioè oltre ai 12.000 personaggi sbarcati in questi giorni, lì ne avevamo già oltre 3.000, siamo in uno hotspot che ne contiene 350, non 1.000, 350, quindi capiamo e capisci bene e la gente deve capire qual è la difficoltà a lavorare in quelle situazioni per le forze dell'ordine. Ma cosa succede? Succede poi quello che sta succedendo in questi giorni, che questa gente dell'isola, che credo siano i residenti, se un nuovo censimento, ma so che si arrivava sui 5.000 residenti dell'isola. Ecco, allora capisci bene che se anche queste persone cominciano a protestare, effettivamente la ragione ce l'hanno, perché la situazione qual è? Quella che un po' si presenta nelle nostre città, e veniamo nel locale. Nelle nostre città, davanti alle questure, se ti fai un giro, tu troverai delle persone richiedenti asilo, persone che si presentano, ormai le croce rosse, queste cose qui stanno rallentando chiaramente la loro funzione, perché arriva troppa gente, non sono neanche più in grado loro di accogliere queste persone, si presentano davanti alle questure. Dovete tenere presente, io parlo anche del Friuli Venezia Giulia, ma parlo di tutta Italia. Nella nostra città, ad esempio, dove io sono residente a Pordenone, cosa succede? Succede che ogni mattina c'è un flusso di almeno 30, 40 e 50 persone che chiedono assistenza, ok? Non dico più documenti, chiedono assistenza. Cosa succede? Succede che il collega che sta in ufficio, no? Visto i numeri rosicati di tutte le questure d'Italia, di tutte, non ce n'è una che sta bene, perché siamo indietro di arruolamenti da almeno 17-18 anni. Allora, i colleghi che sono all'ufficio immigrazione non possono sentire e non dico identificare, perché negli hotspot non l'abbiamo detto cosa succede, poi lo diremo, ne sentiranno 4, 5. Cosa succede? Che dei 30, 25 si ripresentano il giorno dopo. Certo. E diventano... ogni giorno c'è il reflusso di queste persone, tu hai più di 100 persone che girano intorno alle questure d'Italia. Cosa succede? Succede poi che metti in una città piccola come quella nostra di Pordenone, noi abbiamo oltre 100 persone che girano per la città
girano vagabondando per la città. Cosa succede nelle grandi città dove ancora la polizia è impegnata su un territorio molto vasto e non come quello di una piccola città? Cominciano a esserci i disastri, vediamo passare filmati di personaggi che cercano di strappare la collanina alla nonna, che fanno la rapinetta, che fanno lo scippo. Ecco, perché devono vivere, devono mangiare. E perché allora devono venire in Italia, non possono stare nei paesi loro? Scusami, però qua dice Giuseppe da Ferrara, è acclarato che i predatori francesi, cinesi, russi, americani, riducendo nei paesi africani alla fame, hanno determinato il flusso migratorio attuale. Grazie per ricevere, eccetera, eccetera. È così? Sentiamo la telefonata. Ce lo chiediamo tutti se è così o non è così. Pronto? Pronto, buongiorno. Chi è? Sono Franco da Udine. Al signor della polizia, possibile che loro nel tempo, è 20 anni che succede queste cose e va sempre peggiorando, possibile che loro non hanno messo qualche freno, qualcosa con il governo che faccia qualcosa? Sono sempre tartassati anche loro, facessero un po' lo sciopero, non so, facessero qualcosa, ma non si può, se loro sono a nostra disposizione, se loro sono per l'ordine. E cosa fa per noi? A noi che li paghiamo questi poliziotti, cosa fanno per noi? Niente, ci invadono, ci lasciano invadere. Prendessero questi qui, adesso ha detto la von der Leyen, cosa vuole che faccia la von der Leyen? Va in Germania e gli firmano le orecchie, perché se deve contribuire a dividere gli extracomunitari con la Germania, con noi, e praticamente loro non ci stanno Germania e Francia. 18 mesi di che cosa? Che scusi, chi non ha il documento lo prendiamo, lo mettiamo sull'aereo, lo buttiamo col paracadute sull'Africa e dopo praticamente ha fatto 4 giorni di viaggio. Grazie Franco. Allora, posso rispondere? Sì, rapidamente però. Anche poi il dialetto insomma, di una persona del Friuli Venezia Giulia, poi ha detto che è di Udine. Ma io le dico che la polizia e il capo della polizia non può decidere di andare contro la legge, contro una norma imposta dal Ministero e quindi imposta dal governo. Quindi non è che noi possiamo uscire per la strada, sparare, manganellare, fare quello che è. Noi siamo servitori dello Stato, non servi, ma servitori dello Stato. Io capisco la sua arrabbiatura, la capisco e capisco purtroppo dalle scene che si vedono passare ultimamente in internet, vedo che la gente è stufa e arrabbiata. Però le devo anche girare la patata, siccome la politica anche udinese è sua, mi dica cosa sta facendo il suo sindaco ultimamente. È appena arrivato, fresco anche lui, come il governo Meloni, cercheranno di fare qualcosa. Auspico questo, noi agiremo secondo gli ordini che ci vengono imposti. Questa è la risposta. Dunque, Italia tallone d'Achille di Europa, momentanea sospensione libera circolazione tra Italia e Unione Europea, con spostamento a confini in mezzo alle Alpi dove il problema di accesso è più controllabile. Accesso consentito solo a chi con documenti in regola. Tale disposizione fa venire meno interesse a sbarcare in Italia. C'è una telefonata, questo lo dice Mario da Padova, poi rispondi. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Sì? Pronto, buongiorno professor Monaco, saluto il sindacalista della polizia. Chi è lei? Io sono Eugenio di Sicilia di Pordenone. Dica. Vorrei dire una cosa, se attuano la stessa rigidità che hanno attuato verso di noi cittadini nel periodo del lockdown, perché io a Sicilia vedevo il sabato sera, venerdì sera, 3-4 pattuglie tra carabinieri e polizia, dico una parola un po' pesantina, un po' di nazismo verso di noi, perché io con la moglie da 3 poliziotti di Pordenone, era la moglie seduta, io in piedi, le hanno chiesto i documenti Green Pass perché era seduta in un angolo al caffè Commercio Sacile, che lo conosce bene il professore, il sindacalista. E si attuano verso i stranieri stesse leggi che hanno attuato verso
di noi vengono automaticamente verso stranieri. C'è un buonismo, anche a Pordenone mia figlia prende l'autobus, che padrone lo sa, ci sono ragazzi di colore, saltano su senza biglietto, l'arroganza verso gli autisti, ormai come si dice, serrare la stalla con i buoi scappati è quasi tardi. La saluto professor Monaco e anche padrone, ringrazio. Saluto, rapide le risposte perché abbiamo molte telefonate, vai. Grazie, saluto il concittadino. È normale, questo è normale. Purtroppo, come dicevo prima all'inizio del mio intervento, queste persone che vengono identificate stanno solo aspettando di essere mandate in qualche CPR, mandate da altre parti, e quindi ormai l'identificazione di queste persone diventa inutile. Una volta che tu le vedi per la strada, noi li abbiamo già identificati, tra virgolette, bene, sono già in attesa di dei documenti o del trasporto verso i CPR, ma tutt'altro non puoi fare. Queste sono le regole. Non è che noi, dicevo prima al signore di Udine, possiamo prendere questo, legarlo, impiccarlo, sparargli, ferirlo, non possiamo fare nulla. E quindi diventa un po', capito, il gatto che si morde la coda, non possiamo fare niente. È ovvio che chiediamo i documenti a persone che magari non conosciamo, che sono italiani, che sappiamo essere in regola, che quantomeno sappiamo conoscere con una carta d'identità e possiamo identificare. Questo non possiamo fare nulla. Abbiamo le mani legate confronto a queste persone, perché abbiamo le mani legate confronto a questa tipologia di politica. Parliamoci chiaro. Se ti entrano, questo succede. Emilia da Vaprio dice: per me è il caos che precede il reset, e la massa del popolo di pecoroni sta sul divano a criticare invece di protestare, uscire. Pronto? Pronto, buongiorno signor Vito. Chi è? Claudio da Varese. Buongiorno Claudio. Claudio da Varese, buongiorno signor Vito. Prego. Su questa situazione qua degli emigrati, purtroppo non si vuole reagire, ma anche per un semplice fatto. Guardi, io non so, sarò io che avrò notato un piccolo particolare, che comunque sia da Meloni va a chiedere i soldi all'Europa, posto che dire no, voglio una distribuzione, ci chiedono i soldi, ciò vuol dire che accordi ci sono. Cioè io mi faccio questa domanda, non è che ci sono accordi che dobbiamo solo tenere qua noi e prendere soldi, perché a me mi dà l'impressione che questo governo e gli altri governi precedenti hanno solo preso soldi per tenerseli qua e basta, perché guardate, da quello che si vede, e poi niente, poi se vogliamo continuare così possiamo continuare, ma guardate che no, perché non la possiamo ospitare tutta qua purtroppo. Cioè, io non lo so, se tutti, anche voi che siete le forze dell'ordine, vi rendete conto di come si è ridotta l'Italia negli ultimi anni, se questo qui possiamo continuare ancora, non so, vedete voi dove andiamo a finire, perché io personalmente ho 56 anni ma inizio ad avere paura di questo mondo e ho paura per mio figlio che ha 16 anni e vedo un mondo e mi dice, quando va fuori dice io sono cordiale, è una persona che lui sa nei confronti di tutti, però dice c'è in giro di quella gente che fa paura papà. Allora ragazzi, ma non ho bisogno che me lo dice lui, lo dovete vedere anche voi delle forze dell'ordine dovete incominciare a dire basta. E come ha detto la signora prima che ha detto lui, bisogna cominciare il popolo, scendere giù in piazza. Grazie. C'è un attimo, dice la rovina dell'Italia, il reddito, oltre a tutto quello che state dicendo, è il reddito di cittadinanza e di reglianza che ormai la maggior parte della popolazione ha capito. L'inverno alle porte, sarà molto caldo, dice Mario da Trento. Cioè si prospetta un prossimo futuro molto, virgolettato, caldo. Rapide le risposte, Raffaele. Vito, senti, la gente è stanca, la gente è stufa, ma noi non possiamo, noi come uomini delle forze dell'ordine, prendere decisioni. Questo voglio far capire alla gente. Non possiamo ribellarci agli ordini. Noi sindacalmente possiamo dire guardate che non ce la facciamo con gli uomini che ci sono in Italia, non ce la facciamo più.
siamo esausti anche noi, signori miei, siamo esausti anche noi, ma è un po', non so, come il muratore che lavora da 40 anni, che conosce come si fa una casa, arriva l'ingegnere e gli dice questo mattone prendilo così e mettilo dall'altra parte. Non lo può fare perché c'è un direttore dei lavori, c'è un ingegnere che ha firmato un disegno. Quindi non lo possiamo fare noi, non lo possiamo. Io vi capisco che siete stufi, ma pensate quanto siamo stufi voi, noi, che siamo lì a prendere le legnate e a opporci tante volte, come è successo con i cittadini, i residenti che hanno tutti i diritti di essere lì a Lampedusa, va bene, contro questi soggetti che arrivano. Mentre voi siete a casa a vedere la televisione, noi siamo lì a prendere le botte. Quindi il nostro, noi lo facciamo, ma se ci vengono date queste disposizioni... Questi sono gli ordini, insomma. Ok. C'è una telefonata e poi ci salutiamo. Pronto? Buongiorno, sono Guido e chiamo da Trieste. Buongiorno Guido. Io vorrei chiedere al signor dirigente sindacale, ma come mai voi siete lì a prendere le botte e le avete date di santa ragione qua a Trieste, sia con gli idranti, sia con i manganelli e sia con i fumogeni, contro delle persone che manifestavano pacificamente? No, è inutile che faccia quella faccia, guardi. No, perché torniamo su un argomento vecchio. Ne abbiamo proprio parlato qui col dottor argomento vecchio. È un argomento vecchio. Allora, noi non usiamo la forza se voi, lei o chi manifesta democraticamente lo può fare democraticamente. Ci sono impartiti degli ordini. Se lei supera questa linea che viene chiamata linea rossa, la polizia... erano seduti, porca puttana, erano seduti ed erano lì in pace questa gente. Ed è stata manganellata, è stata presa con gli idranti, è stata presa con i fumogeni, basta! Grazie signore, grazie. Io lo capisco questo signore. Ma anch'io lo capisco. Ragazzi, la rabbia... Ma quando vedi passare certi... Però vediamo, io ho fatto vedere anche chi sta andando in giro a defecare in pieno giorno in città. Questi sono Mau che starebbero bene laddove... No, non va bene quello che hanno creato qua in Italia. Questi sarebbero i frutti e quelli che dovrebbero pagare le nostre pensioni e quelli che dovrebbero portare nuova cultura. Ma qual è la cultura? La cultura defecatoria? Orinatoria? Quale cultura? Chiediamocelo. Allora io concludo il mio intervento su questo. Con qualcosa di positivo. Dimmi anche qualcosa di positivo. Io concludo con questo. Adesso i primi giorni del mese è venuto a Trieste proprio il ministro dell'interno e anche lì abbiamo detto perché è venuto qui perché vuole molto probabilmente costruire il quinto hotstop a Trieste. Noi abbiamo criticato questo perché abbiamo già un CPR a Gorizia, va bene, e mettere un altro hotspot sarebbe veramente la fine per il Friuli Venezia Giulia invasi da queste persone. Cosa dobbiamo fare? E il sindaco Roberto Di Piazza cosa dice? E lo chiedo al triestino che si inalbera. Cosa dice il suo sindaco? Cosa dice? Questo devo chiedere, perché come dicevi te, come diceva il direttore che hai ascoltato prima, se fin quando noi, destra, sinistra, politica, non si mette insieme per venire e risolvere questo problema, tutto il resto è contorno che non conta niente. Questo è il problema. Devono mettersi, invece è facile, ripeto, sparare sugli errori degli altri. È il famoso bla bla bla, come si suol dire. Qualcosa di positivo all'italiano, possiamo dirlo? Ma mi auguro che questo governo capisca queste situazioni e soprattutto non prenda disposizioni troppo facili dall'Europa e allora magari potremmo cominciare a rallentare questi flussi. Questa è l'unica speranza. L'unica speranza è fate in modo con i vostri sindaci, con le vostre regioni, che si facciano capo al ministro dell'interno attuale, al governo per arruolare agenti, perché gli agenti oggi non ne possono più. Grazie. E dico uomini delle forze dell'ordine.
che sono 15 anni, 17 anni, dicevo prima, che non arruolano nessuno, perché vanno in pensione 5.000 uomini all'anno e massimo vengono assunti 1.500-2.000 persone. Fate i conti matematici voi. Grazie direttore. Grazie Raffaele Padrone, grazie. Buongiorno, dice Roberto D'Asti. Un pensiero per i genitori della bambina deceduta a Torino a causa della caduta dell'aereo e della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolore. Una tragedia simile a quella di Cermis e non chiamiamola fatalità. E ancora, buongiorno, volevo solo dire buon lavoro, buona salute e buona pazienza, perché fino alle 10 è lunghetta, dice Roberto D'Alevico, certo che è lunghetta. E poi credo che oggi, dicendo gratuitamente la parola eccetera eccetera, lei abbia perso un po' di punti e di stima da parte di chi la saluta, dice Franca da Tolmezzo. Grazie Franca, ma ci sono espressioni che vanno diciamo rappresentate anche con determinato linguaggio per esprimere esattamente quello che sta accadendo. Che abbia perso i punti nella sua, mi dispiace per lei, ma io quando ho elementi, espressioni da dire, le dico perché non ho mai, grazie a Dio, avuto padroni, ma sempre collaboratori. Torna l'avvocato, buongiorno all'avvocato che risponde.